Monica Boccanegra, presidente di Ca' Foscari Alumni, il network di tutti i Ca' Foscari del mondo. Ci faceva piacere raccogliere da lei alcuni spunti su questo nostro Veneto, su questo territorio. Abbiamo parlato oggi, abbiamo parlato a lungo, abbiamo incontrato diversi imprenditori. Dal tuo punto di vista milanese-veneta, che fa sponda tra Milano e Veneto, quali sono i punti di forza su cui puntellare questa ripartenza del nostro territorio? Il Veneto è un territorio ricco, ricchissimo di natura, ricchissimo di risorse, soprattutto di capitale umano. Gli imprenditori veneti, ma non solo gli imprenditori, tutto il popolo veneto è un popolo forte, forse perché parte dal mare, arriva fino all'alta montagna, quindi abbiamo il cervello fino e le scarpe grosse. Abbiamo vicino una Venezia che è stata un porto che ha aperto le braccia ai paesi più lontani d'Oriente. Abbiamo delle montagne che hanno vissuto una guerra molto dura, molto difficile, quindi il Veneto è cresciuto con una grande apertura mentale, ma anche con una forza e un coraggio che continua a tramandare di generazione in generazione e consente alle imprese che ancora adesso resistono e superano la crisi di andare avanti e di rinnovarsi in continuazione. Bene, noi abbiamo parlato un po' di come siamo arrivati in questo momento, come la situazione, il contesto socio-economico. Proviamo a fare una riflessione sul 2018. Quali possono essere le possibili traiettorie di sviluppo, di rilancio del Veneto e anche dell'Italia? Proviamo a allargare un po' lo sguardo. 2018, esageriamo anche il 2019, cioè il prossimo biennio. Quale sarà un po' il fil rouge che potrebbe legare lo sviluppo? Allora, parlare di biennio secondo me è un po' limitativo. Io penso che in generale nelle proiezioni si debba guardare almeno a una almeno 5 anni. È difficile fare delle proiezioni se ci si ferma a 2 anni, perché significa non avere una visione completa, quindi bisognerebbe riuscire a guardare un po' oltre. Il Veneto forse dovrebbe aprirsi un po' di più, perché c'è tanto al di fuori della nostra regione. A volte forse siamo un po' gelosi, parlo da veneziana adesso, siamo un po' gelosi delle risorse di cui parlavo prima, le nostre capacità, e quindi abbiamo paura di condividerle con gli altri e siamo anche forse un po' spaventati dall'acquisire le competenze degli altri o da incrociare civiltà. Invece questo secondo me è un arricchimento, quindi in prospettiva io penso che sicuramente ci sono grosse opportunità di crescita, perché le risorse restano, i veneti rimangono sempre gli stessi e sono una grande forza, però ecco, dovrebbero cominciare a uscire un po' dai confini e andarsi a mischiare un po' di più con il resto del mondo. Però allora me l'hai chiamata, Monica. Veneto ha un asset che tu governi da un po' di tempo, che sono gli studenti, i laureati. È vero che forse è ancora chiuso, però i nostri colleghi Ca' Foscarini stanno dimostrando di essere in grado di fare delle egregie figure fuori dal nostro territorio. Quindi proviamo con l'occasione a fare un po' il punto, a raccontare Ca' Foscari Alumni cosa sta facendo. Ca' Foscari Alumni è una rete che raccoglie Ca' Foscarini che sono sparsi in 85 paesi del mondo. I soci attualmente sono quasi 10.000 e nell'arco di 2 anni e mezzo sono passati da 3.500 a 9.600, per cui sono stati fatti grossi passi avanti. L'obiettivo è quello proprio di diffondere la nostra cultura, la cultura dell'università italiana è di alto livello, le università italiane preparano bene gli studenti e quello che si sente dire in giro nelle imprese, negli enti dove questi studenti vanno a lavorare sono solo parole buone. Quindi anche il confronto con l'estero dal punto di vista della formazione e dell'educazione universitaria, io credo che non dobbiamo temere nessuno, siamo assolutamente all'altezza. Noi stiamo cercando di diffondere questa cultura in giro per il mondo, i nostri studenti vanno ovunque, noi li spingiamo perché abbiano contatti continui e costanti con il mondo del lavoro e quindi un ruolo dell'università che noi assistiamo e che noi supportiamo è proprio questo, mettere in contatto il mondo del lavoro con gli studenti che si stanno per laureare.
L'associazione alunni va un po' oltre perché cerca anche di fare rete per gli studenti che sono laureati già da un po' di anni e che magari hanno bisogno di incrociare altre posizioni di lavoro, incontrare altre opportunità, e noi ci mettiamo in gioco su questo.